Nell'episodio precedente vi abbiamo mostrato la piana di Castelluccio e Rasiglia, il bellissimo paese dell'acqua, fino ad arrivare a Gubbio, dove abbiamo soggiornato. Se non avete visto ancora il video, vi lascio il link in alto a destra o in descrizione e mi raccomando, non perdetevi i video precedenti di questo fantastico tour. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo quarto e ultimo video della serie Abruzzo in sella. Lasciata Gubbio, ci siamo diretti verso Acqualagna, conosciuta come patria del tartufo bianco, per poi deviare verso le gore del Furlo, percorso che mi avevano caldamente consigliato di fare. La gola del Furlo costeggia l'antico tracciato della via Flaminia, via principale che collegava Roma col nord Italia. Il passo è breve e le acque verdi smeraldo del fiume Candigliano, affluente del Metauro, scorrono parallele alla strada che costeggia il costone del monte. Una volta usciti dalle gole del Furlo, abbiamo proseguito verso Urbania per poi arrivare al Borgo Pace. Da lì siamo saliti verso il passo della Spugna, valico che collega le Marche con la Toscana. A metà del passo l'asfalto sembra sparire e si mostra davvero rovinato, lasciando spazio però a uno sterrato con dei bei tornanti. Una volta arrivati a Sestino, puntiamo verso il passo del Frassineto, che ci ha condotti fino a Pieve di Santo Stefano, dove ci siamo fermati a riposare e a pranzare sulla panchina di un parco giochi. Finita la pausa, siamo partiti verso il valico dello Spino, una strada molto curata e con l'asfalto in ottime condizioni, forse dovuto anche al fatto che nel 2018 è stata la location dell'ultima gara del campionato italiano velocità in salita. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do
Una volta raggiunto il paese Chiusi della Verna, abbiamo continuato verso Badia Prataglia per iniziare il passo dei Mandrioli o Mandrioli, ultimo passo di montagna prima di raggiungere l'autostrada ed arrivare a Verrucchio. Le strade attraversano paesini molto piccoli e con pochissime persone e, di nuovo, l'asfalto era molto rovinato. Una cosa che ci ricorderemo per sempre è sicuramente l'interminabile rosso dei semafori del lavoro in corso sotto il sole battente di Ferragosto. Come se non bastasse, anche il Tom Tom sembrava impazzito e ci faceva continuamente deviare su una strada secondaria sterrata, ripida e stretta. Potete immaginare la stanchezza accumulata a fine giornata una volta arrivati nel B&B. Non ho fatto nessun video della stanza perché eravamo davvero esausti. Ci siamo concessi un po' di riposo, ma abbiamo poi deciso di tornare in sella per trascorrere l'ultima serata della nostra vacanza a San Marino. Ci siamo gustati una buona pizza con vista dall'alto sui paesi sottostanti. Abbiamo visitato la Piazza della Libertà, il Palazzo Pubblico e il Duomo di San Marino. E per concludere in bellezza abbiamo percorso il sentiero detto Passo delle Streghe, che unisce le tre torri medievali, simbolo di San Marino. Certamente la giornata ci ha stancati molto, ma siamo tornati al B&B soddisfatti di essere riusciti a vedere tutto. Alla mattina seguente ci siamo svegliati e abbiamo fatto un'abbondante colazione a base di yogurt, frutta, pancake e spremuta, così da poter ricaricare le batterie per affrontare il ritorno. Ci siamo fermati giusto 10 minuti per vedere il centro di Sant'Arcangelo di Romagna, anche se meriterebbe una visita più accurata. Siamo poi ripartiti per riuscire a tornare a casa in mattinata, così da poter dedicare il pomeriggio a lavare la moto, viste le pessime condizioni di cui purtroppo era. Questo viaggio estivo di 4 puntate termina qui. Fatemi sapere con un commento qui sotto se vi è piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi alcun aggiornamento. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Till it breaks. Oh,